5 i candidati in corsa a Thiene per la poltrona di primo cittadino. Per Veneto Stato si presenta agli elettori Marco Busato, per la Lega Nord e per le civiche centrodestra Thiene e per chi ci tiene il sindaco uscente Maria Rita Busetti punta al raddoppio. Gianni Casarotto è sostenuto da PD, UDC più 4 liste civiche. Amo Thiene, Casarotto sindaco, gli altri siamo noi e Progetto per Thiene. Candidata del Movimento 5 Stelle Alessia Gamba, per l'Italia dei Valori Luciano Parolin. Andiamo a conoscere i primi 3. La finalità di Veneto Stato, anche per queste amministrative di Thiene, è quella di indire un referendum per la completa indipendenza economica e politica da Roma. È un percorso legale, è un percorso che hanno già fatto moltissimi paesi europei ed è quello che noi vogliamo riproporre qui oggi in Veneto. Noi siamo convinti che oggi 2 siano le grandi forze che dobbiamo sostenere: il lavoro per le famiglie e i giovani e il loro futuro. E questo sarà anche il nostro progetto, il progetto che noi abbiamo intitolato Nessuno deve rimanere indietro, e su questo noi crediamo. Noi abbiamo messo al primo posto nel nostro programma elettorale la persona, con i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue aspirazioni, e partiremo proprio da lì, cioè dal sociale, perché vogliamo aiutare le persone, soprattutto le famiglie in difficoltà in questo momento di crisi in cui faticano sempre di più ad andare avanti. Gli incontri pubblici e le apparizioni in TV si susseguono, la partita è ancora aperta, fino al 6 e al 7 maggio, quando la parola definitiva spetterà agli elettori.